in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. La sede di Confagricoltura di Treviso, siamo all'esterno perché qui si sta svolgendo l'assemblea annuale dei soci appunto di Confagricoltura Treviso. Siamo venuti qui perché vogliamo capire come sta andando il settore agricolo nella provincia di Treviso, ma anche per capire quali sono le nuove tendenze. Allora quanto di meglio se non seguire i lavori appunto di un sindacato come Confagricoltura. A questo punto intanto cominciamo con il direttore di Confagricoltura Treviso, Renato Bastasin. Mi state trattando bene per quanto riguarda l'assemblea? Sì, certamente ci siamo già preparati, quindi abbiamo già preparato. Ecco, qui che cosa trovate? Cosa trovano i soci? Abbiamo pensato di fare l'incontro con la collina, con la montagna trevigiana e la pianura, quindi i formaggi di Malica con i formaggi di pianura. Insomma, con quello che noi vediamo mi pare che il settore agricolo nella nostra provincia, nella provincia di Treviso, sta andando molto bene. È un settore molto variegato, ci sono settori che vanno bene, altri settori che magari vanno un po' meno bene, però devo dire che abbiamo una provincia che è molto diversificata nei prodotti, dai formaggi, dal vino, dagli ortaggi, dal radicchio, quindi vuol dire dobbiamo essere fieri della nostra provincia. E allora noi adesso ci sentiamo l'intervista che abbiamo registrato con il presidente Giustiniani, poi torneremo per un attimo qui all'esterno della sede di Confagricoltura. Presidente Giustiniani, allora intanto tracciamo un bilancio di quest'anno di Confagricoltura Treviso. Beh, innanzitutto diciamo che il 2017 da un punto di vista climatico non è stato uno degli anni migliori per la nostra agricoltura. Ciò nonostante abbiamo alcuni settori che comunque sono trainanti, non dimentichiamoci la viticoltura e il prosecco, per cui anche quest'anno il prosecco ha dato delle buone soddisfazioni a noi agricoltori. Ci sono altre colture o altre produzioni, non dimentichiamoci che la provincia di Treviso ha tantissime produzioni e tantissime anche tipologie di allevamento. Mi viene in mente ad esempio la zootecnia da latte che nel 2017 aveva visto uno spiraglio anche in termini di prezzo pagato al produttore. Ahimè è stato un po' momentaneo perché purtroppo il latte come altri prodotti agricoli sono molto volatili e già quest'anno i prezzi sono in discesa. Abbiamo altro settore, quello della suinicoltura da carne, abbiamo diversi allevamenti qua in provincia di Treviso che anche questo nel 2017 ha vissuto un momento positivo. Per cui diciamo che l'agricoltura trevigiana rispetto a quella di altre province venete o anche di altre regioni italiane è un'agricoltura diversificata, con comparti che vanno meglio, comparti che vanno un po' peggio. Mi viene in mente tutto il comparto frutticolo che nella nostra provincia abbiamo diversi frutticoltori e dove quest'anno, oltre all'andamento climatico, si è fatta sentire in maniera molto pesante la cimica asiatica che ha iniziato a fare diversi danni sui frutteti. Però c'è anche qualcosa che non è andato e non è andato però in termini diciamo così di legislazione di governo. Sicuramente il 2017 lo ricorderemo come l'anno e il governo Gentiloni che è stato quello dell'abolizione del voucher. Devo ricordare che Treviso, la provincia di Treviso è stata una delle prime province in Italia nel 2008 a sperimentare il voucher, uno strumento molto flessibile per quanto riguarda la manodopera, l'assunzione della manodopera, e nel 2017 questo è stato abolito. E questa abolizione ha comportato degli aggravi notevoli in termini burocratici e anche in termini di costo per le nostre imprese agricole, ma ciò nonostante basta vedere anche i dati di Veneto Lavoro come in provincia di Treviso nel 2017 abbiamo avuto un incremento molto forte per quanto riguarda l'assunzione degli operai a tempo determinato. Mi pare che siamo passati dal 2016 che erano circa 3.500 a più di 6.400, per cui questa è una risposta da parte comunque delle imprese agricole trevigiane verso quello che è diciamo sempre la regolarizzazione, utilizzando uno strumento che è quello dell'assunzione diretta a tempo determinato e non utilizzando quello che invece era il nuovo strumento al posto del voucher, che era diciamo la norma sul lavoro occasionale, che era talmente complicato che di fatto non è stato utilizzato.
Il Presidente ha tracciato veramente un 2017 ricco di soddisfazione, ma anche con qualche ombra. Adesso in Assemblea state discutendo proprio questo fatto e anche il futuro? Sì, ci sono diversi aspetti che vanno affrontati. Diciamo che dal punto i dati che mi hanno un po' impressionato di più sono i dati dell'occupazione, cioè un aumento costante, il settore agricolo sta aumentando gli occupati. Però è anche vero che ci sono tante problematiche, cioè questa agricoltura che non è più agricoltura normale, è un'agricoltura che deve essere sostenibile, diversa, l'opinione pubblica la vuole diversa e quindi dobbiamo essere pronti a queste nuove sfide. Noi la lasciamo adesso ai lavori, ci rivedremo alla fine quando c'è il rinfresco con tutta la gente e intanto noi ci vediamo i titoli. Prosecco, fenomeno economico costantemente in crescita, ma anche sempre più occupati nelle aziende agricole, in particolare giovani che diventano imprenditori. Sono i dati confortanti che arrivano dall'assemblea annuale di Confagricoltura Treviso. Fondi europei ridotti a poco più di 36 miliardi con un taglio per l'agricoltura di 2 miliardi e 700 milioni di euro è quanto si apprestano a decidere per il bilancio 2021-2027 a Bruxelles se l'Italia non riuscirà a far valere i propri diritti. Ad Asiago la regione, in accordo con l'Unione Montana, cerca di convivere con il lupo. A Valdobbiadene conflitto tra ambientalisti e malgari sui futuri abbattimenti dei branchi. Il nuovo governo liquiderà i 500 milioni di euro delle assicurazioni agevolate. È stato costituito un tavolo con MIPA, FAGEA e consorzi di difesa che entro fine giugno dovrebbe mettere a punto proposte di semplificazione dell'intera materia. È un frutto che non si mangia crudo ma che da sempre è utilizzato come antinfiammatorio. È la mela cotonia, base per la pectina ma soprattutto per la mostarda. E allora adesso cominciamo il viaggio per i mandamenti di Confagricoltura Treviso. Cominciamo con Oderzo e con Silvio Barbon, che è responsabile dell'ufficio zona proprio dell'Opitergino. Intanto buongiorno e soprattutto come sta andando a Oderzo? A Oderzo stiamo vivendo un periodo abbastanza felice. Il mandamento di Oderzo... Andiamo avanti che tanto facciamo vedere anche gli uffici. Come avete Oderzo? Gli uffici sono grandi così? No, Oderzo purtroppo siamo un po' piccolini perché eravamo... Però vi ingrandirete sicuramente con tutta la gente che viene da voi. Stiamo cercando perché era un ufficio iniziato 5 anni fa per 3 unità e oggi siamo in 6. Ecco, da che cosa è determinato questo ampliamento? Dalla richiesta di Prosecco? Principalmente, chiaramente l'incremento di lavoro è dato dal trend positivo che sta avendo in questo momento la viticoltura, ed in particolare la viticoltura legata alla varietà Glera Prosecco. Per dare un ordine di grandezza di come è l'evoluzione, pensiamo che a livello veneto oggi abbiamo 91.000 ettari di vigneto con un incremento di 11.000 ettari negli ultimi 3 anni. Di questi 91.000, 38.000 ettari sono nella provincia di Treviso, pari al 42%, e negli ultimi 3 anni l'incremento a Treviso della superficie è stata di 6.500 ettari. Invece nella nostra zona abbiamo dei dati oppure andiamo un po'? No, difficile avere dei dati divisi per zona perché questi sono i dati forniti da Avepa e quindi è difficile disaggregarlo. È chiaro che però nell'Opitergino Motense è una delle aree dove chiaramente si è avuto il maggior incremento a livello provinciale di superficie vitata, proprio perché c'è la disponibilità dei terreni. E anche perché c'è storia. Io ricordo che la prima rotatoria fatta con le viti piantate sono state fatte a Oderzo. Senta, però quelle viti erano di Raboso, di Cabernet, adesso invece è tutto Glera. No, tutto no, però chiaramente il Glera oggi rappresenta a livello provinciale il 62% contro le uve a bacca nera che si sono ridotte a un 12%. Ma perché la richiesta dall'export oppure perché agli italiani non piace più il Raboso? Beh, diciamo che il Raboso è un prodotto particolare, un prodotto che oggi trova un suo significato in mercati di nicchia e viene comunque coltivato e lavorato anche in maniera interessante da alcune aziende. È chiaro che le imprese poi si orientano dove c'è una maggiore redditività e questo chiaramente ha portato verso una monospecificità, un monovarietalità della coltivazione. Ci fermiamo un attimo, vediamo una scheda dedicata alla storia di Confagricoltura a Treviso, poi torneremo proprio per parlare delle ombre oltre che delle luci nella zona dell'Opitergino. Confagricoltura Treviso, o Unione Provinciale Agricoltori di Treviso, è l'associazione degli imprenditori agricoli della provincia di Treviso. Vanta oltre un secolo di storia e di attività sindacale a favore delle imprese agricole.
Dopo l'unità d'Italia, gli agricoltori non ebbero un'associazione nazionale che li rappresentasse, anche perché la classe politica al governo era in parte espressione della proprietà fondiaria. Durante la successiva età giolittiana, l'associazionismo degli agricoltori si realizzò nel 1895 con la Società degli Agricoltori Italiani e dal 1910 con la Confederazione Nazionale Agraria, con funzioni di contrattazione sindacale. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la Confederazione Generale dell'Agricoltura, Confagricoltura, diventa la prima associazione agricola italiana con funzioni unitarie di rappresentanza economica, politica e sindacale. Oggi l'articolazione territoriale della Confederazione è assicurata da 19 federazioni regionali, 98 sedi provinciali, unioni provinciali agricoltori e da numerosi uffici zona e recapiti. Confagricoltura Treviso, forte di una rappresentanza di 2000 aziende associate di medie e grandi dimensioni, svolge la sua attività sindacale tramite il contatto costante con enti ed istituzioni, in sede nazionale ed europea. Torniamo negli uffici di Confagricoltura Treviso, dove in questi momenti si sta svolgendo l'assemblea annuale per vedere cosa è successo nel 2017 e quali sono le prospettive del 2018. Siamo sempre con Silvio Barbone, che è, diciamo così, responsabile della zona dell'Opitergino. Abbiamo detto le luci, che sono quasi tutte dedicate al vino, le ombre un po' in cerealicolo, insomma. Il settore del cerealicolo chiaramente oggi sta soffrendo. Diciamo che non mancano iniziative per cercare di contrastare questa crisi. Vedi alcune realtà che hanno creato degli impianti a biogas, abbiamo 3 aziende importanti che hanno l'impianto a biogas, di cui una collegato all'allevamento. Abbiamo delle iniziative volte alla conversione con impianto di nocciole e di noci, soprattutto su aziende di una certa dimensione, e quindi chiaramente però è sempre difficile eguagliare quello che è il risultato oggi economico della coltivazione della vite. Ringraziamo Silvio Barbone, quindi salutiamo il mandamento di Oderzo, adesso delle notizie dal mondo dell'agricoltura e poi riprenderemo con un altro mandamento, quello di Conegliano. Il Ministero delle Politiche Agricole ha preso precisi impegni per il pagamento di quanto lo Stato deve per le assicurazioni agevolate, ovvero 500 milioni di euro, e la semplificazione delle procedure di accesso. È stato costituito un tavolo con MIPAF, Agea e consorzi di difesa che entro fine giugno dovrebbe mettere a punto proposte di semplificazione dell'intera materia delle assicurazioni agevolate, a cominciare dal bando a sportello che dovrebbe essere utilizzato già a valere sulla campagna 2018, volto ad evitare il fenomeno delle imprese che non riescono ad assicurarsi nei termini e al tempo stesso che premia quelle più previdenti ove colpite dall'avversità. Va comunque ricordato che le nuove norme, una volta adottate dal Ministero, dovranno superare lo scoglio della conferenza Stato-Regioni. Contratto scaduto da 5 mesi e trattative congelate. Per questo venerdì prossimo CGIL, CISL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale degli operai agricoli e florovivaisti con una manifestazione regionale a Verona, oltre ad assemblee e presidi nei luoghi di lavoro e davanti alle prefetture. Il settore agricolo vale il 10% del PIL regionale e conta 8.400 imprese, di cui 6.000 con dipendenti. Intanto le organizzazioni sindacali attendono un incontro in regione chiesto un anno fa e ora fissato per il 14 giugno con l'assessorato ai servizi sociali anziché con quello al lavoro. Continua a far discutere la presenza dei lupi in Veneto e continuano i tentativi di una possibile convivenza tra il predatore e gli allevamenti, soprattutto in questo periodo di alpeggio. Ad Asiago la Regione ha chiuso un accordo con l'Unione Montana dei 7 comuni per fornire informazione, collaborazione e assistenza agli allevatori locali e ai malgari per affrontare il ritorno dei grandi carnivori, in particolare del lupo. Situazione diametralmente diversa a Valdobbiadene, dove nel corso di una serata informativa non si sono risparmiate pesanti critiche tra ambientalisti e gestori delle malghe, con i primi convinti che non debbano essere poste limitazioni al lupo e i secondi altrettanto fermi nella posizione di un ferreo controllo dei capi, con il possibile abbattimento di quelli che attaccano mandri e greggi.
Notizie poco positive da Bruxelles. Per il periodo 2021-2027 l'Italia avrà complessivamente fondi per 36,3 miliardi, con un taglio di bilancio proposto sulla politica agricola di circa 2,7 miliardi a prezzi correnti, il 6,9 in meno rispetto all'attuale periodo di programmazione. È quanto si apprende da fonti comunitarie. Nel periodo finanziario 2021-2027 all'Italia dovrebbero andare 24,9 miliardi in pagamenti diretti, 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale e 2,5 miliardi per le misure di mercato. Quando si parla di Conegliano si parla di Prosecco, 150 anni di storia, giusto festeggiati un po' di giorni fa. Allora, Edoardo Papes, segretario dell'ufficio zona di Conegliano, del mandamento di Conegliano, come sta andando intanto il mandamento? Molto bene, devo dire che anche il 2017 si è concluso positivo. La vostra attività principale, perché dicono va bene, e questi uffici a cosa servono? Bisogna dire che seguiamo le aziende agricole in tutti i suoi aspetti, sia la parte fiscale, amministrativa e economica. Ecco, per quanto riguarda seguire queste aziende, significa ad esempio per la zona del Prosecco definire che cosa? Le quantità di produzione rispetto poi al vino venduto? Hai detto bene, hai toccato subito l'argomento principale, perché devo dire che quando si parla di Conegliano si parla di Prosecco. Parla di Prosecco, del mondo viticolo e vitivinicolo. E sì, tutte queste tipologie di aziende devono comunque certificare le proprie produzioni, quindi gli atti amministrativi sono dovuti e quindi si avvalgono degli uffici come i nostri. Insomma, voi gli dite, con questi ettari, con questa quantità di viti dovete produrre quelle bottiglie e non un chilo in più. Certamente. Allora, diciamo le luci, com'è andato questo 2017 e le prospettive per il 2018? Il 2017 si è svolto molto bene, devo dire che le aziende si sono strutturate, quindi hanno aumentato la loro capacità di produzione, si sono anche piazzati bene nei mercati perché abbiamo dei brand che hanno vocazione internazionale, e invece alcune aziende lavorano per il territorio. È in crescita sia il numero di addetti e anche di operatori. Senta, la domanda è: Conegliano solo Prosecco oppure anche non solo Prosecco? Cioè l'altra parte della produzione di Conegliano quale può essere? La premessa è che la parte collinare, posso dire che di definizione è il mondo del vino la fa da padrone. La parte della pianura si è ormai convertita in maniera importante dalla coltivazione dell'uva. Allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, non lasciamo Conegliano perché dopo la pubblicità riprenderemo parlando appunto di questi birrifici, delle altre produzioni nella zona del Coneglianese, ma anche di enoecoturismo. Seconda parte di Agricoltura Veneta, come avete visto stiamo seguendo l'assemblea annuale di Confagricoltura qui a Treviso negli uffici. Sono con Edoardo Papes perché stiamo facendo un giro per i mandamenti della provincia di Treviso che sono riuniti qui per l'assemblea annuale. Allora Edoardo Papes, abbiamo parlato di Conegliano, inevitabilmente del Prosecco, però abbiamo anche accennato qualcos'altro, qualche altra produzione, ad esempio quella dell'orzo. Certo, l'orzo concorre, come dicevo prima, alla produzione di birra, quindi in questo mio mandamento, dove la parte viticola e vitivinicola la fa da padrone, sono nati 2 birrifici agricoli e speriamo che questo possa essere da volano anche per un altro tipo di prodotto. Birrifici, ma gli altri settori, ad esempio il settore lattiero caseario e il settore dell'allevamento della carne? Diciamo che non è molto importante sul mio mandamento. Insomma, il Prosecco fa da padrone. Senta, Prosecco però anche enoecoturismo abbiamo detto, perché nella relazione del Presidente Giustiniani si parla anche di questo nuovo settore. Come siamo messi, soprattutto che servizi potete offrire voi all'agricoltore che vuole implementare la sua azienda? Certo, questo è uno spunto molto importante che la Regione ci deve dare, delle normative a supporto. Siamo pronti, le colline stanno aspettando anche questo tipo di iniziative per poter ampliare la propria redditività. E non appena avremo degli argomenti a supporto saremo pronti per aiutare le aziende agricole. Insomma, andremo verso un albergo diffuso dove oltre che gustare il Prosecco si gusteranno anche le colline meravigliose del Conegliano. Diciamo che il turista deve essere bene coccolato sulle nostre terre. Salutiamo Edoardo Papes, grazie di tutte le spiegazioni. Adesso noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea al nostro agrifarmacista Renzo Gatto che ci parlerà delle qualità curative della mela cotonia, poi torneremo cambiando mandamento con un nuovo responsabile
responsabile di zona, e parleremo di allevamento. Mela cotonia. La mela cotonia, il nome scientifico è Sidonia oblonga, è un frutto antichissimo, è una pianta veramente molto molto antica, conosciuta da migliaia di anni. È un frutto che noi tutti conosciamo, un po' bitorzoluto, a volte ha la conformazione come una mela, allora la chiamiamo mela cotonia. A volte ha una conformazione più oblunga, e allora viene chiamato pera cotonia. In realtà è lo stesso frutto della stessa pianta, dipende da come, diciamo, la sua conformazione. Contiene delle sostanze interessanti, molto acidule, granulose, e soprattutto è molto ricca in pectina. Queste pectine sono delle sostanze particolari che a contatto con lo zucchero e con determinati acidi forma un gel, ed è appunto utilizzato come gel come addensante in cucina. Molti dolci, quando anche la nostra massaia va a prendere pectina, ecco, servono proprio per addensanti e sono ottenute da questi frutti. Come proprietà terapeutiche la mela cotonia ha un blando effetto, ha un ottimo effetto astringente e un blando effetto antinfiammatorio gastrointestinale, questo va riconosciuto. Veniva utilizzato molto la mela cotonia cotta nel vino rosso, soprattutto nei nostri vecchi durante la sera, perché era un ottimo corroborante, scaldava. E l'utilizzo che se ne fa adesso è soprattutto nelle marmellate, la famosa cotognata, e anche nelle mostarde. È l'ingrediente base della mostarda assieme all'isotiocianato di allile, che non è altro che l'olio ottenuto dalla senape o brassica nigra. Ecco, una cosa molto importante, può anche essere utilizzata per profumare la biancheria. Difatti si possono mettere delle mele cotogne negli armadi e dà un aroma soave, molto, molto tenue, ma anche molto piacevole. La bandiera di Confagricoltura, per ricordarvi che siamo nella sede di Treviso per l'assemblea annuale appunto di Confagricoltura Treviso. Stiamo facendo un viaggio nei mandamenti, abbiamo visto prima la zona di Oderzo, poi Conegliano, adesso siamo a Montebelluna con Valentino Montagnardi. Anche voi, diciamo, la vocazione cos'è? È il prosecco. Beh, attualmente andiamo avanti, continuiamo a vedere questa sede bellissima, molto ampia, così con Nicoletta facciamo vedere i vari uffici. Soprattutto di recente, negli ultimi anni, in qualche modo la vicinanza o comunque la confinanza con Asolo ha influito su quelle sono la vocazione dei nuovi agricoltori, ma anche degli agricoltori storici. Senta, però non possiamo continuare a parlare solamente di prosecco. So che voi come allevamento andate forte, perché comunque la zona del Montebellunese è sempre stata positiva. Come sta andando il settore dell'allevamento e il latterio caseario? Allora, sicuramente la parte dei bovini da carne la fa un po' da padrone in tutto quello che è l'interno di Montebelluna e l'Asolano. Abbiamo comunque una forte tradizione di aziende con attitudine da carne e comunque non trascurabile anche per il settore lattiero caseario. Ecco, per quanto riguarda invece di rimando, una volta nella zona di Montebelluna c'era tantissimo mais, tu scendevi da Montebelluna verso Treviso, era un mare di mais, adesso non mi pare sia più tanto così. No, sicuramente appunto il fenomeno prosecco ha influenzato quali sono le coltivazioni e le abitudini di coltivazione in questo territorio, quindi anche lì nuovi vigneti, comunque non solamente prosecco ma anche chardonnay o pinot grigio, per la maggiore stanno andando giù piantumati, ecco. Ci dicono che c'è quasi un allarme api, una moria di api, come la vedete voi questa situazione? Beh, l'ape è un insetto che in qualche modo funge da biomonitoraggio per qual è la salubrità e la qualità dell'ambiente. È un insetto molto sensibile, pertanto c'è un'attenzione particolare verso questo insetto. Noi come Confagricoltura abbiamo già fatto un incontro formativo rivolto esclusivamente ai tecnici che danno consulenza all'agricoltura per sensibilizzare gli agricoltori, per dare informazioni in qualche modo per l'utilizzo di agrofarmaci meno impattanti a livello delle api. Inoltre abbiamo fatto di recente presso la cantina montegliana un incontro proprio rivolto agli agricoltori, nel quale abbiamo informato e divulgato agli agricoltori quali sono gli agrofarmaci o comunque le attività, le operazioni culturali che vanno a impattare meno su qual è... Insomma, attenzione al territorio, certo, e attenzione anche alle api. Se vi ricordate, qualche puntata fa abbiamo parlato
di posizionare dei pomodoro, delle piante di pomodoro o comunque degli ortaggi anche in terrazza, su dei vasi, su delle fioriere, qualcosa. Bene, mi auguro che i pomodoro siano cresciuti e adesso bisogna fare alcune operazioni. In questo caso, come si suol dire in dialetto, si tira via i fioi. Certamente, quali sono i fioi? Sono dei rami della vegetazione, la vegetazione che non porta fiori, come in questo caso, vedete? Questa è la pianta principale che viene su, sale e qui c'è un figlio che porterebbe via, stresserebbe la pianta e quindi è meglio eliminarla. Con un coltello, con una forbice o qualcosa, la tagliate. Eccola qua. Andiamo a vedere ora come riconoscere il cosiddetto fioio, diciamo, no? Allora andiamo giù sulla pianta. Questo è l'asse principale della pianta, eccolo qua, che sale, qui porta fiori. Qui a un certo momento in questo internodo c'è un fioio, diciamo, no? In teoria sarebbe un'altra pianta che sviluppa, ma non ha senso a questo punto. Come si taglia? Allora, o con una forbice, in questo caso io ho la britola, ci si avvicina al taglio, al figlio, quello che dobbiamo eliminare, tirando per su. Perché se si tira per giù si corre il rischio anche di eliminare la parte che deve rimanere, quella che porta fiori in pratica, quella che farà il pomodoro. Attenzione, guardate bene qual è il ramo da foglia e il ramo da fusto in pratica. Questo è il ramo da foglia, che è anche un po' ovalizzato, vedete tutte le foglie, che queste non producono fiore, ma servono però a nutrire, a far sì che arriva acqua e porti su alimenti alla pianta stessa, al pomodoro. Mentre qui c'è il figlio, fioio, diciamo, no? Fusto lucido, rotondo, e andrebbe a sostituire, mangerebbe tutte le sostanze a quell'altra che prosegue dove c'è già il fiore. Questa operazione serve per far produrre di più la pianta. Prossima settimana parleremo dei trattamenti da fare per proteggere, visto anche il clima, con prodotti ecologici, la pianta stessa. Siamo arrivati alle conclusioni, come vedete l'Assemblea di Confagricoltura Treviso è terminata, mi pare gente soddisfatta, è andato tutto bene? È andato tutto bene, dai. Ecco, giusto per capire, tracciamo allora a livello definitivo, prospettive per il 2018-2019? No, le prospettive secondo me sono buone. Quello che è emerso un po' dall'Assemblea è l'aspetto che gli agricoltori proprio più sono gli aspetti proprio ambientali, cioè questa contrapposizione soprattutto nella parte vitivinicola dei fitofarmaci eccetera eccetera, è quello che è emerso di più come preoccupazione da parte dei nostri associati. Quindi nel 2018 ci vedrà ancora in prima linea su questo aspetto qua, sia per la parte viticola ma anche la parte zootecnica in generale, per rassicurare l'opinione pubblica sulla bontà di quello che fanno gli agricoltori. Ecco, questo è un fattore importante. Adesso diamo la linea al Presidente Giustiniani per le conclusioni, poi torneremo per gli ultimi saluti. Presidente, cosa si aspetta intanto da quest'anno che sta venendo avanti? Beh, mi spero che innanzitutto un andamento climatico che non sia così ballerino come quello dell'anno scorso, anche se abbiamo iniziato non proprio benissimo, abbiamo delle piovosità che tutto sommato, finché rimangono delle piovosità come abbiamo avuto in questo periodo nella nostra provincia, vanno bene, però speriamo che poi non abbiamo fenomeni invece alluvionali come sta succedendo anche in altre province, mi pare proprio l'altro giorno anche in provincia di Padova. Mi aspetterei che alcuni comparti, come soprattutto quello zootecnico, potesse trovare una stabilizzazione. Noi abbiamo un comparto zootecnico sia da carne che da latte importante nella nostra provincia, dove sarebbe importante riuscire a garantire quello che è una redditività ai nostri allevamenti. Dall'Europa cosa si aspetta? Sappiamo che c'è questa penalizzazione nel prossimo bilancio, nei prossimi soldi c'è una penalizzazione per gli agricoltori. Beh, diciamo che stiamo già iniziando a parlare della PAC post 2020 e si sta già scrivendo un po' quelle che sono le nuove regole. Di certo è che il bilancio sarà molto minore di quello della vecchia programmazione, dovuto anche al fatto all'uscita dell'Inghilterra, per cui questo va a penalizzare quello che sarà il bilancio. Ci sarà una riduzione, pare un taglio di circa il 4% di quello che sarà gli stanziamenti per il dal 2020 in poi. Noi ci aspettiamo comunque che ci sia una politica che comunque vada sempre a incentivare quelli che sono gli investimenti nel settore agricolo. Il prossimo anno sarà l'assemblea elettiva, lei ha già 2 mandati, qual è il messaggio che vuole lanciare alla prossima dirigenza?
Il primo messaggio è che in Confagricoltura si fanno 2 mandati e poi il presidente non è un presidente a vita, ma è un presidente che va cambiato e va rinnovato, perché comunque siamo tutti imprenditori agricoli che sono prestati all'associazione per un determinato periodo, e poi ritengo che quando vi è un cambiamento è sempre positivo, nel senso ci sono anche visioni diverse. Io mi auguro che si possa continuare su quella che è la strada che ho tracciato e che hanno tracciato i miei predecessori, di quello di essere un'associazione al fianco dell'imprenditore agricolo in un momento in cui il mercato sta molto evolvendo, nel momento in cui l'imprenditore agricolo, l'impresa agricola ha una necessità anche di una serie di servizi che diventano sempre più specifici. Sono servizi anche per portare anche l'imprenditore a vendere su mercati esteri, per cui a internazionalizzare l'impresa. Ecco, questo è quello che sta cercando di fare Confagricoltura Treviso, senza mai dimenticare che comunque uno dei nostri primi compiti è quello di fare sindacato e difendere le posizioni dei nostri agricoltori. Queste le parole del Presidente Giustiniani, siamo veramente al termine. Ho visto un po' di preoccupazione per la burocrazia da parte degli associati. Sì, abbiamo parlato di fatturazione elettronica e per gli associati certamente non l'hanno presa bene. Cioè nel 2019, se le cose vanno come lo Stato dice, dal prossimo anno praticamente parte anche questo adempimento, che non è facile per noi agricoltori, per gli agricoltori in generale, perché abbiamo aziende che non sono assolutamente preparate a questi adempimenti. Si va verso una modernizzazione, però è anche vero che si stanno moltiplicando molto gli adempimenti. Cioè questa modernizzazione spesso non viene accompagnata in una riduzione degli adempimenti burocratici, quindi ci fa un po' paura tutta questa mole di cose da fare. 2019 per Confagricoltura Treviso c'è anche il rinnovo dei direttivi. Sì, nel 2019 ci saranno le nuove elezioni, vabbè, siamo qua pronti, speriamo che ci sia gente disposta ad impegnarsi e portare avanti tutte le cose che ci sono da fare. E ce ne sono veramente tante. Tantissime. Si conclude così la puntata di Agricoltura Veneta. Grazie al direttore Bassasin, grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.